Buongiorno, benvenuti al Focus TG e buona Pasquetta, buon lunedì dell'Angelo. Oggi giornata di festa, giornata comunque di informazione per Rete Veneta. Saremo qui in collegamento per tutta la prossima ora in diretta per potervi raccontare che cosa sta succedendo in Veneto. E abbiamo tantissime notizie perché di cose ne sono successe, abbiamo anche le ultime novità per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, quindi i dati dell'emergenza, i dati delle vaccinazioni e possiamo anche già fare i nostri collegamenti quotidiani. In questo caso facciamo un salto a Padova con chi? Con me, con Valeria, sono qui da Padova, mi vedete, sono sul ponte San Gregorio, in lontananza dovresti vedere anche la specola, Ferdinando, quindi certo. Una splendida giornata di sole qui a Padova, sarebbe stata una Pasquetta davvero eccezionale in tempi pre-coronavirus, purtroppo dobbiamo fare i conti con la pandemia e quindi una città pressoché deserta nelle vie laterali, qualche assembramento nelle piazze verso il Duomo, ma tutto sotto controllo, nel senso che ci sono le pattuglie dei carabinieri e su strada e invece nelle principali arterie di collegamento, di uscita e di entrata della città le pattuglie anche della Polizia di Stato, quindi una giornata di controlli questa di Pasquetta e una giornata che però prosegue all'insegna delle vaccinazioni, perché ci sono delle fotografie che raccontano il lavoro che non si ferma, inarrestabile, dell'USL 6 Eugania, le prese oggi con le vaccinazioni. Allora Valentina, ti interrompo. Allora, diciamo una cosa, prima di tutto diciamo ai nostri telespettatori, siamo collegati con Padova, con Valentina Visentin, che oggi ci dà una mano, è una giornata di festa, ma ha consentito a darci una mano qualche minuto per raccontarci che cosa sta succedendo a Padova in questo giorno di festa e quindi ringraziamo. Ho fatto pochi passi fuori da casa, quindi insomma è lo scenario che vedete, certo. Per la cartolina della città che è comunque molto bella oggi. Dicevo Valentina, abbiamo già le immagini dell'argomento di cui ci stai parlando, ovvero della sanità padovana che lavora comunque, quindi mentre tu ci racconti noi le facciamo vedere ai nostri telespettatori. Sono i vari presidi dell'USL 6 Eugania impegnati oggi non solo nel tracciamento e quindi nei tamponi ma anche nelle vaccinazioni grazie alle prenotazioni che ci sono state nelle scorse ore. Lo ricordiamo che ieri alle 4 sono ripartite le prenotazioni per i vaccini per i settantenni, quindi dal 1942 al 1951 vaccinazioni esclusivamente con AstraZeneca, che è il vaccino attualmente a disposizione con delle scorte piuttosto consistenti dell'USL 6, ma l'USL 6 ha fatto sapere che da mercoledì 7 aprile tornerà disponibile il vaccino Pfizer con 19.000 nuove dosi che serviranno a recuperare tutti gli appuntamenti degli ultra ottantenni che erano stati pianificati per questi giorni e che poi sono saltati appunto per la carenza e delle scorte e il ritardo nelle consegne. Quindi ecco qui le fotografie che ci hanno mandato dall'USL 6 Eugania impegnate nelle vaccinazioni e anche appunto nel tracciamento, quindi nella macchina dei tamponi. Ieri alle 4 del pomeriggio sono riprese le prenotazioni online nel sito per i settantenni e in poche ore tutto è andato esaurito, tutti i posti sono andati esauriti per i prossimi giorni. Riprenderanno le prenotazioni sempre dal portale USL a partire dalle 4 del pomeriggio di mercoledì 7 aprile. Molto bene Valentina, allora è una giornata di festa, quindi ti lasciamo andare prima possibile, però ti chiediamo... Sì, un'ultima notizia di cronaca, se volete assolutamente sì. Incresciosi dei vandalismi che ci sono stati nel cimitero dell'Arcella nella notte tra venerdì e sabato. Lo ricorderete, vi abbiamo mostrato le immagini davvero pesanti e sgradevoli delle tombe devastate dai vandali. Ebbene, la squadra mobile sta continuando a lavorare visionando delle immagini delle telecamere di sorveglianza, quelle che non sono state distrutte dai vandali, perché i vandali dopo la razzia in cimitero sono passati negli spogliatoi della polisportiva che è accanto
al Parco Milkovic, si sono lavati negli spogliatoi e quindi da lì dovrebbero essere stati immortalati, perché i vandalismi poi si sono verificati anche all'interno della polisportiva, hanno lasciato rubinetti dell'acqua aperti, quindi ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Secondo le prime informazioni potrebbero essere persone che conoscono molto bene la zona perché sapevano come muoversi. Il sindaco di Padova è stato molto duro, ha detto non appena i vandali verranno individuati dovranno pagare non solo penalmente ma anche a livello di risarcimento dei parenti delle persone a cui sono state appunto rovinate le tombe. Allora Valentina, intanto grazie per questo collegamento fuori programma, ti lasciamo andare perché immagino che tu abbia comunque, anche se è una giornata in zona rossa, l'ultima in zona rossa, qualcosa da fare con i tuoi cari, però prima di lasciarti andare... Ti faccio invidia, ti dico quello che mangerò tra poco. Valentina, ti chiediamo invece una cosa importante dal punto di vista emotivo di questa Pasquetta. Ci diceva, tutti i padovani ci dicono che in questi giorni i glicini di Padova stanno fiorendo, c'è il profumo della primavera, il profumo vero della primavera che si spande nella città, e anche oggi così si sente che sta arrivando una nuova aria sul Veneto. Cioè è vero, è una giornata veramente meravigliosa, tuttavia insomma la preoccupazione resta per il numero dei contagi, ma insomma c'è la speranza che la ripresa insomma anche della campagna vaccinale a pieno ritmo possa dare una svolta e quindi i padovani possano tornare a godersi di queste meravigliose giornate e godersi la città. Molto bene Valentina, ti auguriamo una buona giornata di festa e ti ringraziamo per queste preziose informazioni. Buona giornata. Allora, vuoi sapere cosa mangio? Lasciamo stare, lasciamo che magari i nostri telespettatori ci scrivano magari qualche messaggio per raccontarci come va il loro giorno di Pasquetta. Noi naturalmente lo passiamo qui e i picnic non si possono fare, ma adesso lo diremo fuori da questo collegamento. È importante da ricordare, non si possono fare ovviamente i picnic nei parchi cittadini. Valentina, grazie, buona giornata. Ciao. Torniamo in studio. Allora, avete sentito, a Padova ci sono sempre notizie importanti, proseguono, come dicevamo, le ricerche degli autori dei vandalismi sul cimitero, avvenuti al cimitero dell'Arcella, di cui abbiamo parlato sabato. Pare che il cerchio si stia stringendo sui colpevoli che saranno puniti, l'ha chiesto anche il sindaco, ma insomma è tutta la città che lo chiede in modo davvero esemplare. Allora, posto che il primo collegamento è andato in archivio da una Padova in cui ci ha detto la nostra collega Valentina Visentin, qualche assembramento nelle piazze, magari dovuto alle messe, alle persone che andavano a messa. Sappiamo che oggi, per esempio, alcuni negozi di alimentari sono aperti, quindi qualcuno che ha voluto farsi la spesa, qualche piccolo assembramento c'è, in questo caso a Padova, magari se avete notizie delle vostre città fatecelo sapere, però si sta svolgendo tutto nel modo più ordinato. Ricordiamo, oggi è in vigore la zona rossa, da domani si torna in arancione, quindi cambieranno molte cose, riapriranno molte attività. Oggi invece tutto chiuso, tutto fermo, a parte, dicevamo, gli alimentari e le farmacie, le parafarmacie e i servizi ritenuti essenziali. Ci si può spostare da casa per motivi di un lavoro, per esempio noi siamo qui oggi al lavoro e se ci avessero fermato avremmo motivato con l'autocertificazione che stavamo andando a lavorare. Motivi di urgenza, motivi di salute ovviamente, e ci si può spostare a piedi, si può fare una breve passeggiata, visto che comunque la giornata è bella, attorno a casa. Si può eventualmente uscire dal comune, ma solo durante un'attività sportiva, quindi in bicicletta o a piedi. La linea teorica è quella che vorrebbe che nessuno uscisse dal proprio comune in macchina, a meno che non si stia andando a salutare amici o parenti. Ricordiamo che è permessa una visita ad amici o parenti in questa giornata, si può stare assieme nella casa di questi amici o parenti, naturalmente rispettando il distanziamento, con le mascherine, con tutte le attenzioni del caso, perché sì, ne stiamo uscendo, ma è in questo momento che bisogna prestare la massima attenzione.
Picnic, scampagnate, pranzi all'aperto, tutti vietati. Attenzione anche ai pranzi in giardino perché vengono letti come picnic, quindi è sempre meglio evitare situazioni di questo genere. Solo qualche giorno fa a Rosalo, ricordiamo, 30 persone che stavano festeggiando un compleanno sono state pescate dai carabinieri, sono scattate 15 multe, sono migliaia di euro complessivamente di multe che sono state appioppate. Allora, fra poco saremo collegati anche con Nicolas Faronato, il nostro esperto meteo della pagina Meteo Bassano Pedemontana del Grappa, che ci parlerà un po' di quello che sta accadendo anche dal punto di vista meteorologico. Prima di andare però a parlare di meteo, di Pasquetta e di tutto quello che ci va dietro, andiamo a dare un'occhiata, grazie alla regia di Fabio Verin, a quelli che sono i dati dell'emergenza coronavirus appena arrivati dall'azienda zero della Regione del Veneto. Li vediamo assieme, li commentiamo assieme. Allora, i casi attualmente positivi in Veneto sono 37.472. È un numero che scende continuamente ormai da quasi una settimana, eravamo a 39.000 solo pochi giorni fa, lo ricorderete perché in tutti i nostri telegiornali nella fascia di pranzo, in quella serale, diamo gli ultimi dati appena arrivati. Sono stati infatti riscontrati solo 289 nuove positività, che sia dovuto magari a un numero minore di tamponi effettuati nel giorno di Pasqua, questo noi non possiamo saperlo, ci atteniamo ai freddi dati che sono questi, ovvero un calo nei casi positivi, un calo nelle nuove positività. Il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza coronavirus è di 389.435, è plausibile che supereremo le 400.000 unità entro qualche giorno, speriamo non rapidamente, perché vorrebbe dire tornare a una diffusione piuttosto rapida dell'epidemia. Guariti sono 341.208 dall'inizio dell'emergenza coronavirus e abbiamo anche 10.755 persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Questo è un dato che riguarda sia gli ospedali che le situazioni extra ospedaliere, è un dato cumulativo. Scendiamo nella seconda parte della tabella, come sempre molto importante, che parla di ospedali, di pazienti ricoverati in area non critica e di pazienti ricoverati in terapia intensiva. Anche qui le notizie sembrano essere, se non buone, però almeno positive, perché abbiamo 1.935 persone ricoverate in area non critica, di cui 1.679 che sono ancora positive e 256 che si sono negativizzate. Anche questo è un dato che, pur con un calo non marcato, però sta scendendo. Sono 302 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 15 che si sono negativizzate e 287 ancora positive. Purtroppo quello della terapia intensiva è un dato che non scende come gli altri. Il motivo è presto detto, ovvero quando parte una curva, quando parte una nuova fase della diffusione del coronavirus, si hanno prima i contagi, poi i ricoveri in area non critica e poi le terapie intensive. L'ultimo dato a diminuire è quello della mortalità. Infatti vediamo 3 ricoverati in meno in area non critica, 2 ricoverati in più in terapia intensiva. Naturalmente questo è un bilancio più o meno di dimessi e ingressi, quindi vuol dire che siamo sostanzialmente alla pari. Sono da segnalare anche 6 decessi. Speriamo che questa tabella, questa fase in particolare della tabella, sia destinata a diminuire in modo drastico nei prossimi giorni. Quindi usciamo pure dalle tabelle. Che situazione stiamo vivendo? Che fase del virus stiamo vivendo? Stiamo vivendo una fase in cui ci sono dei cali, ne parlava anche il presidente Luca Zaia nelle ultime conferenze stampa effettuate per parlare dell'emergenza coronavirus. Stiamo vivendo una curva calante, non è un calo verticale, non è un crollo, però è una fase che si vede nei grafici si nota. A braccetto con questa curva calante invece sale la curva di quelli che sono le vaccinazioni. La campagna vaccinale, lo ricordiamo, partita un po' zoppicando per vari motivi contingenti legati anche e soprattutto alla scarsa disponibilità dei vaccini all'inizio tra dicembre, gennaio e poi anche a febbraio. La campagna vaccinale adesso sta correndo in modo molto molto deciso, tanto che
la vediamo in questa tabella, sempre grazie alla regia di Fabio Verin. Vediamo che sono state somministrate 984.549 dosi, ovvero l'86,7% delle dosi fornite. Questo dato, questa percentuale è molto importante perché ci fa capire quanto il Veneto sia rapido a somministrare le dosi e quanto ci si avvicini sempre al totale delle dosi fornite nella tabella di quelle somministrate. Quindi tante ne arrivano, tante ne vengono somministrate. Prime dosi, la prima parte, perché ricordiamo che a parte alcuni, pare che ci sia il Johnson che abbia un'inoculazione sola, ma in questo momento sono tutti vaccini a doppia inoculazione. E la prima dose è importante perché vuol dire che abbiamo 710.156 persone che l'hanno già avuta, ovvero il 14,6% della popolazione del Veneto. I cicli completati, quindi prima e seconda dose, sono 274.393. Questo è un dato ancora basso che ci fa capire le difficoltà che sono state riscontrate nella fase mediana di questa importante campagna vaccinale. Percentuale di popolazione ultraottantenne, scusate, con almeno una dose, 74,4%. Questo vuol dire che circa i 3/4 dei veneti over 80 hanno già avuto la prima dose, ed è un dato importantissimo perché sappiamo che in questo momento 3/4 dei veneti over 80 sono coperti almeno in una certa parte. Naturalmente per la copertura totale bisogna aspettare la seconda dose, però già questo ci dà una certa tranquillità. Vediamo la parte alta della tabella, che è quella con gli ultimi aggiornamenti. Ricordiamo che gli ultimi aggiornamenti sono stati effettuati a Pasqua, oggi si riprende con la campagna vaccinale, erano state fatte 7.842 dosi somministrate nel giorno di Pasqua. Prime dosi 6.007, cicli completati 1.100, è sempre un po' basso il numero dei cicli completati rispetto agli altri. Scendiamo ancora perché questa è una tabella un po' complicata, ci sono molte date, vedete. Questa è la crescita, questi sono i numeri di dosi che sono state somministrate. Fino al 21 di marzo si andava avanti un po' insomma, con quello che si poteva. Dal 22 di marzo a oggi il ritmo è decisamente salito. Vediamo che nella prima settimana 179.051 dosi somministrate, nella seconda settimana, quella dal 23 al 4, altrettante. Quindi se riusciremo a avere questo grafico così, mantenerlo per i prossimi giorni, allora davvero potremo dire di vedere quella luce in fondo al tunnel di cui parlava il governatore Zaia. Queste sono le somministrazioni divise per le varie US. Totale da inizio campagna, vediamo che ad averne fatte di più sono la Marca Trevigiana 663.000, la Scaligera quindi il Veronese con 181.000, 186.000 in provincia di Padova e a Padova con 186.646 con azienda ospedaliera e annessi e connessi, poi la Serenissima 126.000, però insomma Veneto Orientale si somma alla Serenissima, siamo anche lì attorno ai 160.000, la Polesana 57.000, la Berica 97.000 e la Pedemontana 68.680, Dolomiti 52.000. Quindi questo è un po' il quadro delle vaccinazioni. Media delle vaccinazioni al giorno. Allora, questa è una bella tabella. Ogni tanto è anche importante dire che le cose vanno bene, i dati lo confermano. Media delle vaccinazioni al giorno ogni 10.000 abitanti per gli ultimi 7 giorni. Vediamo che il Veneto risulta essere la prima regione in Italia nell'ultima settimana per vaccinazioni, sono con una tabella che sale a 52,5, segue la Toscana e poi a seguire un po' tutti gli altri, Lombardia 33, Piemonte 38, Lazio 41 e in questa tabella il Veneto è là sopra. Torniamo in studio, avete visto, queste erano le tabelle importantissime per farci capire quale momento stiamo vivendo. Cerchiamo di capire. Allora, noi facciamo, lo sapete, tutto espresso, come sempre. Stiamo chiamando il nostro Nicolas Faronato
di Meteo Bassano Pedemontana del Grappa per chiacchierare con lui per qualche minuto riguardo a quelli che sono le situazioni meteo di questi giorni. Oggi abbiamo visto una gran bella giornata di sole, una giornata che sarebbe stato bello passare all'aperto, a fare un picnic, una passeggiata, una scampagnata, una gita del mare, alla montagna, dove si vuole. Invece non va così, anzi la raccomandazione è quella di seguire quelle che sono le prescrizioni della zona rossa e per capire, dicevamo, con qualcuno che si intende di meteo, dove stiamo andando. Abbiamo visto che questa notte ha fatto un freddo un po' ovunque e potremmo andare verso qualche gelata anche nei prossimi giorni, soprattutto alle medie quote e un po' più su. Dovrebbe parlarcene Nicolas, ma vediamo che abbiamo qualche problema di collegamento. Allora, visto che abbiamo problemi di collegamento, noi chiudiamo questa parentesi di avvio del nostro telegiornale e abbiamo coinvolto in questa specie di gioco un esperto di tradizioni popolari come Roberto Frison nel bassanese, che ci ha parlato di questa tradizione dei bassanesi per quanto riguarda la Pasquetta. Siamo andati con lui a vedere i posti in cui di solito si fa Pasquetta da queste parti nella Pedemontana ed ecco che cosa ci ha raccontato. Nel giorno di Pasquetta abbiamo pensato di riscoprire le nostre tradizioni. Lo facciamo grazie a Roberto Popi Frison, che è un grande esperto di usi e costumi del nostro territorio. Ma innanzitutto cerchiamo di capire che cosa sta facendo in questo momento. Come cosa sto facendo? Un patto e comunque con la fugassa veneta. È un patto, cara mia, coi corvi. Hai mai sentito parlare? Siamo nel 300 a.C. e c'era uno storico greco che scriveva di un rito agrario dei Veneti antichi che erano soliti donare ai corvi nei loro campi appunto delle focacce, e questo per tenerseli buoni, perché il corvo rappresenta la fine del ciclo e allora sapete com'è, bisogna dargli da mangiare che li vai a beccoeare semenze. Poi il termine focaccia lo ritroviamo anche nella tradizione veneta, perché diventa la fugassa veneta. È un dolce povero che ritroviamo sempre nelle tavole del periodo pasquale, 3 lievitazioni, 3 impasti e poi via cottura semplice. Ma io lancio i pezzi di fugassa qua per mantenere viva anche la tradizione che vuole i romanotti e le genti della vallata venire qui al Sacello della Valle per mangiare a fugassa veneta. Tipico di questa giornata è sicuramente la focaccia. Com'è cambiata negli anni? Intanto che è consolidato il nome fugassa veneta e poi non è tanto cambiata la fugassa, ma è cambiato il potere economico delle famiglie. Pertanto si è potuto aggiungere degli ingredienti che i contadini di un tempo non potevano. E allora la ritroviamo anche col cioccolato, con lo zucchero e altri ingredienti particolari. Ma poi è arrivata anche lei, la regina del lunedì de Pasquetta, il simbolo della Pasqua. Mi ricordo sempre quella prima volta, Monica, perché ero piccolino, avevo avuto 6 anni e si era soliti noi venire qui nella valle a mangiare la fugassa, lunedì dell'Angelo, della Madonna, breve preghiera alla Vergine Maria del Buon Consiglio, un saluto a Sant'Antonio Abate, protettor de Estae, e dopo sui Ciasseti, su a Fontana, a Torlacqua, che a buona. E poi una volta scesi, qua si mangiava la focaccia, ma quella volta papà era venuto con degli amici che avevano portato la colomba. Io non sapevo, era la prima volta. Berto, tendi che una scampe che una vuoi via qui verso il scatone.
Insomma, invece poi ho visto questo ben di Dio ed è stato amore e gioia per la mia pancia. La prima volta della colomba pasquale, me la ricordo sempre. Un gusto da mangiare e un gusto da consumare qua, in Valle Santa Felicita. Insomma, con la colomba e con la fugassa facciamo gli auguri a tutti i nostri telespettatori, Roberto. Senza dubbio, vi auguro soprattutto di mantenere vive le tradizioni, quelle della cucina soprattutto. Buona Pasqua a tutti. Ringraziamo Popi Frison per essersi prestato a questo interessante approfondimento. Insomma, terremo buone i consigli e i ricordi per l'anno prossimo, per gli anni a venire. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché al ritorno parliamo di meteo. Buongiorno, bentornati alla Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta accadendo in Veneto. Abbiamo visto un po' le tradizioni della Pasquetta e adesso andiamo a parlare invece, più che di tradizioni, di meteo con Nicolas Faronato della pagina Meteo Bassano Pedemontana del Grappa, che oggi ci ha concesso qualche minuto del suo tempo. Sappiamo che comunque Nicolas oggi lavora, quindi per lui sarebbe stata comunque una giornata senza picnic. Ci confermi, Nicolas, questo dettaglio? Sì, esatto, guarda, sono in fase di chiusura, ho lavorato in mattinata, ma ovviamente siamo sempre operativi per gli amici di Rete Veneta. Allora, Nicolas, noi cominciamo questo collegamento con te facendo vedere ai nostri telespettatori, grazie alla regia di Fabio Verin, una immagine bellissima del Sacrario del Grappa. La stai vedendo anche tu, immagino, dal telefono. Vediamo che c'è ancora un po' di neve. Che cosa dobbiamo aspettarci da questa giornata? Sì, diciamo che oggi è una tipica Pasquetta, anche bella serena, mite, le temperature ovviamente sono calate, si sente. Più che altro quello che dà un po' fastidio è l'aria, che è decisamente fresca per il periodo, però voglio dire, insomma, si sta decisamente bene, insomma, per chi è a casa e ne approfitta di una grigliatina in compagnia, direi che insomma anche mangiare sotto un portico oggi è gradevole, ecco. L'unica cosa appunto che un po' disturba è l'aria, ecco, però insomma abbiamo circa dai 13 ai 15 gradi sulle nostre zone, quindi insomma dai, non è andata male. Questa mattina invece è discorso diverso, perché comunque le temperature si sono molto avvicinate allo zero, abbiamo avuto valori leggermente positivi, però con qualche brinata che si è spinta anche verso le zone pianeggianti. Da qui, da Mussolente, la temperatura minima è stata intorno ai 3 gradi e non ho avuto brinate, però dalle nostre postazioni di Fonte e Fonte Alto la temperatura si è avvicinata molto allo zero e sui giardini, comunque in campagna, la brina è comparsa anche questa mattina. Allora, Nicolas, noi stiamo facendo vedere ai nostri telespettatori una mappa dell'ARPAV, quindi dati ufficiali dell'ARPAV di questa mattina alle 6:30. Vediamo che per esempio Bassano c'erano 5 gradi, però attorno 2 gradi e mezzo, come dicevi tu, Mussolente giustamente 3 gradi, 6 gradi, quasi 7 gradi sotto zero ad Asiago, molti gradi sotto zero anche sul Monte Grappa, sotto zero tutta la montagna bellunese, 4 gradi sotto zero verso, ci pare che sia la zona dell'Ampezzano, 6 gradi sotto zero sulle Tofane, ai confini con il Trentino Alto Adige, con l'Austria, e ha fatto fresco anche nella pianura, perché vediamo 0 gradi a nord di Padova, 0 gradi attorno a Vicenza, quindi confermiamo, e lo confermeranno anche i nostri telespettatori che magari stamattina sono usciti presto per una passeggiata, che qualcosina di fresco si è visto. Dobbiamo aspettarci ancora un trend simile per i prossimi giorni? Sì, diciamo che dalla serata, ma meglio nottata, questa nottata andando verso martedì, la colonnina di mercurio probabilmente scenderà anche di 4-5 gradi rispetto alla giornata odierna, quindi aspettiamoci domani o martedì, come accennavo, con poche precipitazioni purtroppo, una prima fase
tra virgolette piovosa, però prendete tutto con le pinze perché comunque i fenomeni previsti sono veramente pochi. Una prima fase instabile che doveva venire tra la nottata e la primissima mattinata su martedì, e poi un'altra fase molto variabile che dovrebbe avvenire verso il pomeriggio appunto di martedì, però con questa volta fenomeni confinati più che altro sulle prealpi, quindi montagna. Sarà una giornata molto simile a quelle che avevamo circa 15 giorni fa, quando era molto coperto qui sulle nostre zone. I fenomeni e le precipitazioni arrivavano nevose fino praticamente alla pedemontana, e domani diciamo che sarà una giornata molto simile. Farà freddo, anche se le temperature massime, grazie all'aria bella secca, comunque arriveranno e raggiungeranno quasi sicuramente i 10, anche forse 12 gradi ove soleggiato. Però appunto quest'aria secca e queste precipitazioni che potrebbero, ripeto, saranno molto deboli e discontinue, quindi non aspettiamoci un cambio significativo dal punto di vista delle precipitazioni, però appunto qualche fiocco di neve potrebbe scendere fino a quote veramente molto basse per il periodo, insomma, perché parliamo di possibile nevischio fino intorno ai 400-500 metri, però diciamo anche che domani è anche il 6 aprile, insomma non è né marzo né febbraio, ma siamo ad aprile. Certo. Quindi un evento che effettivamente un colpo di coda invernale che effettivamente sta facendo la voce grossa dopo appunto questa settimana appena passata, con valori diurni che erano praticamente tipici della metà di maggio, ecco. Certo. Quindi si passa da maggio a febbraio nuovamente. Allora, vediamo sempre la telecamera, le webcam dell'altopiano di Asiago stavano facendo vedere, c'è gente che scia sul Verena. Secondo te per quanto ancora resterà la neve così come la vediamo adesso in questa bellissima immagine in diretta? Ma guarda, diciamo che in quelle zone finché di notte la temperatura riesce comunque a scendere sotto lo zero, quindi il manto riesce comunque a ghiacciare praticamente ogni notte, diciamo che questa neve potrebbe resistere insomma ancora un 15-20 giorni, secondo me. Poi è chiaro che se adesso, a parte questa parentesi di domani e poi di prossimi giorni più fresca, chiaro che se ti fa un 10 giorni come questa settimana con 24-25 gradi di giorno, in un attimo ovviamente se ne va, insomma è inevitabile, anche perché appunto la natura si sta risvegliando, la terra purtroppo ha tanta sete perché comunque non piove da tanto tempo, quindi la neve si mangerebbe, passatemi il termine, molto velocemente. Allora Nicolas, noi fra poco ti lasciamo andare perché sappiamo che comunque sì, è giornata di festa, tu lavori e prima di andare via parliamo di siccità, ci hai parlato di una possibile precipitazione comunque di scarsa intensità, sono ormai 60 giorni, forse qualcosa di più, adesso non abbiamo i dati esatti sotto mano, ma 2 mesi che non piove ci sono tutti e le colture sono in difficoltà. Sì, chiaro che le culture sono in sofferenza, insomma si vede anche semplicemente dai prati o dalle piante, vediamo tutti i giorni gli alberi con i fiori, però appunto la foglia fatica a crescere appunto perché sì, c'è stato il caldo, c'è stata la mitezza di giorni scorsi, però appunto manca l'acqua. Io penso che se dovesse fare una pioggia, purtroppo non è il caso nostro, però una pioggia decente in questi giorni e poi facesse una settimana, 10 giorni di bel tempo, direi che praticamente si potrebbe anche quasi fare il primo taglio del fieno, ecco, però purtroppo la situazione è tutt'altra. Purtroppo manca la pioggia, come accennavo un paio di giorni fa che ci eravamo sentiti. La situazione era quella verso una continua limata delle precipitazioni previste per domani ed effettivamente purtroppo è stato così. Ricordiamo che fino a 4-5 giorni fa, per domani, martedì 6 aprile, sì, i principali modelli prevedevano anche un 20-30 mm e invece a 24 ore da questo evento, anche qualcosa meno, prevedono circa 2, 3, 4 mm, cioè quindi veramente poca cosa, insomma. Cioè 2 mm con questa situazione capite bene che ce ne facciamo ben poco, sì, anche sì. Perché insomma come cade viene subito assorbita e quindi voglio dire non ha nessuna, cioè non aiuta in nessun modo, ecco, questa poca pioggia. E tra l'altro metto le mani avanti se la vedremo, perché comunque i modelli spalmano molto sul territorio, quindi sicuramente ci saranno addirittura zone che probabilmente rimarranno al totale asciutto, quindi insomma non tutte le zone saranno fortunate nel vedere questi fenomeni molto blandi.
Allora, sperando che la situazione possa cambiare in tempi rapidi per dare un po' di ossigeno, anche un po' di ossigeno, un po' di acqua soprattutto all'agricoltura della Pedemontana, del Veneto in generale, noi ringraziamo Nicolas Faronato di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa per tutte queste informazioni. Grazie anche nel giorno di festa. Ci avevi promesso sabato che oggi saresti stato disponibile, noi ti abbiamo preso in parola, ti abbiamo trascinato qui in diretta, però adesso ti lasciamo andare e ti ringraziamo moltissimo per la tua disponibilità. Buona giornata, buona festa. Grazie a tutti, buona giornata a voi e buona Pasquetta, godetevela finché il tempo regge e tiene. Godiamocela, godetevela, giustamente telespettatori, come si può godersela, ovvero con la massima attenzione. Ricordiamo, niente picnic, niente pranzi all'aperto, niente assembramenti, passeggiate sì, quello che si può fare, ma con la massima attenzione verso le norme del periodo. Allora, finisce anche questa seconda fase della nostra informazione. Noi adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, ma state con noi perché torniamo fra pochi minuti. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Allora, abbiamo sentito con Nicolas Faronato di Meteo Bassano, Pedemontana del Grappa, la situazione che si sta facendo grave legata alla siccità, il fatto che non piove ormai da 60 giorni in molte parti del Veneto, e di questo tema abbiamo parlato con Coldiretti in questo caso della Pedemontana, che effettivamente lancia l'allarme. Non ci sono più le stagioni di un tempo e da almeno 2 anni le piogge che cadevano copiose nei mesi di febbraio-marzo si sono spostate ad aprile-maggio. Questo stato di siccità compromette soprattutto i campi di orzo e frumento che, a detta degli agricoltori, stanno soffrendo. Bisogna fare i tavoli e effettivamente dare la possibilità all'agricoltura di svilupparsi nel territorio anche nei mesi di marzo, e se c'è necessità avere la possibilità di avere l'acqua per scorrimento in questa zona. Meglio ancora se riusciamo a far approvare i progetti e passare irrigazione a pioggia su tutta la sinistra Brenta. Ecco la necessità di anticipare immediatamente l'apertura dei canali irrigui da parte del Consorzio di Bonifica Brenta e non di attendere invece la data stabilita dal calendario. Non è che l'agricoltore si deve adattare al Consorzio di Bonifica come gli altri enti, tutti si devono adattare all'andamento climatico e alle necessità dell'imprenditore agricolo. L'imprenditore agricolo in questo momento ha bisogno di acqua prima del 15 aprile. Quindi il territorio della Pedemontana, dove l'acqua scende anche copiosa dai rilievi, dal Brenta anche, diciamo, può avere questa soluzione. Per molte altre zone del Veneto invece, dove la rete irrigua non è pronta per andare in soccorso all'agricoltura, potrebbero esserci problemi davvero molto importanti. Problemi importanti anche per il turismo dell'altopiano dei 7 comuni, dove c'è stato il boom nell'estate scorsa, ce lo ricordiamo, di presenze. Sembrava che tutto potesse andare per il meglio durante una stagione invernale in cui è scesa davvero tantissima neve, gli impianti erano pronti per aprire, poi tutto è stato bloccato e la perdita complessiva del settore turistico è stata molto forte. Ne abbiamo parlato con l'assessore al turismo del comune di Asiago, Nicola Lobbia. Sentite cosa ci ha detto. Una Pasqua da vivere col sorriso a metà per l'altopiano e per Asiago. Turismo e attività commerciali in grande difficoltà, ma per le famiglie dei residenti c'è la possibilità di riappropriarsi di luoghi e paesaggi a volte dimenticati. Una Pasqua che ci riporta indietro di un anno, sembra di rivivere quello che è successo nel 2020, ma per l'altopiano, per il turismo, che Pasqua è stata? È il secondo anno che dobbiamo affrontare una Pasqua con queste restrizioni che ovviamente portano gravissimi danni all'economia di tutto il territorio. Le ferite di questa lunga pandemia hanno lasciato il segno soprattutto nel settore legato al turismo. Sicuramente da un punto di vista della perdita sarà enorme, andiamo oltre il 70% per quanto riguarda una mera statistica, ma l'economia dell'altopiano è legata anche a un pendolarismo, quindi anche tutte quelle frequentazioni di Asiago e dell'altopiano di giornata vengono meno. Per i residenti rimane tuttavia un motivo per approfittare appieno di queste giornate. Asiago sicuramente è meno vivace da un punto di vista turistico e la gente del posto inizia a essere veramente provata dalla situazione che stiamo vivendo.
Abbiamo la fortuna però di avere un ambiente straordinario e a differenza di determinate realtà della pianura o della città, noi possiamo godere noi stessi della bellezza di questo territorio. A proposito di Asiago, un'immagine, un video che ci è stato inviato proprio pochi minuti fa che ci fa vedere qual è la situazione oggi nel centro storico. Lo vediamo sempre grazie alla regia di Fabio Verin. Poca gente in giro, qualcuno c'è ovviamente, residenti, eventualmente proprietari di seconde case, comunque con tutte le regole che conosciamo bene, però non certo il pienone che ci si aspetta in un giorno di Pasquetta. Nell'altopiano, pienone che invece adesso vi facciamo vedere. Questa è un'immagine di assembramento anche abbastanza grave, però non si tratta di persone, perché si tratta di camosci. Ecco, facciamo vedere, questo ce l'ha mandata proprio Nicola Lobbia poco fa. Stiamo parlando sempre dell'altopiano, vedete il marchio Visita Asiago che in sovrimpressione, un branco di camosci, un'immagine veramente eccezionale, bellissima, che ci fa capire quanto la natura dell'altopiano, immagini che anche chi è appassionato del Monte Grappa può vedere spesso, perché sappiamo che la natura in alcune aree di questi comprensori, nonostante le frequentazioni o la densità abitativa per quanto riguarda Asiago, è molto alta. Vediamo un'immagine davvero bella. I camosci se ne vanno e loro sono liberi di muoversi oggi, di fare quello che vogliono, cosa che verrà allentata per quanto riguarda invece gli esseri umani a partire da domani con la zona arancione che subentrerà alla zona rossa che stiamo vivendo. E continuiamo a parlare del territorio, in questo caso della Pedemontana. Abbiamo parlato di turismo, abbiamo parlato di difficoltà di agricoltura. Una delle eccellenze di questo territorio è l'olio extravergine di oliva. In questo caso parliamo addirittura dell'oro verde della Pedemontana, e c'è una buona notizia, perché si alza il livello della cultura olearia del territorio. La Pedemontana è terra d'olio e l'oro verde sgorga da colline e pendii pettinati da oliveti da cartolina. E ora aumenta anche il numero delle località che entrano nell'importante sodalizio delle città dell'olio, nato per valorizzare questa produzione d'eccellenza. In questo periodo veramente non me l'aspettavo, sono alcuni anni che mi impegno per valorizzare i nostri paesaggi olivicoli, i nostri paesi, i nostri territori, e da 6-7 comuni che eravamo intorno al 2018, oggi siamo arrivati a 21. Proprio di recente è entrato, partendo da lontano, Vittorio Veneto, Susegana, Fonte, molti erano già dentro, Altivole, Bassano del Grappa, Marostica, Borso del Grappa, quindi abbiamo più che raddoppiato in 2 anni, siamo oltre 21. Questi numeri mettono in una nuova prospettiva anche la produzione regionale di fronte a un paese come l'Italia, in cui pure l'olio è una fortissima tradizione. Il Veneto sta acquisendo quella dignità a cui volevo arrivare, a cui volevo tendere, e adesso vogliamo valorizzare tutto l'olio della Pedemontana. Sta crescendo anche il livello della cultura olearia nel territorio, e questo è un ottimo segnale. Sta crescendo, si punta molto alla biodiversità. Nell'Asolano, verso Vittorio Veneto, non solo prosecco, cominciano a uscire i primi articoli, ma anche diversificazione, e quindi c'è una forte piantumazione di olivi, e quindi c'è veramente uno sviluppo di questa pianta che non permette grossi guadagni, ma che tutela l'ambiente, il territorio e dà un prodotto di alta qualità. Tradizione della Pasqua è quella delle uova, dai famosi ovi duri, ovvero le uova sode alle uova di cioccolata, e siamo andati a vedere come nasce appunto un uovo di cioccolato. Vi portiamo in un viaggio attraverso la tradizione dolciaria della Pasqua, il dietro le quinte di un'attività artigianale che si ripete ogni anno, che parla di uova, di cioccolato e di colombe, delizia di ogni tavola in festa. Profumi intramontabili che fanno tornare bambini e allora pronti a predisporre le papille a navigare in colate di deliziosa cioccolata fusa. Quindi abbiamo 3 di temperatrici da banco, bianco, latte e fondente, e invece questa è sempre la temperatrice che noi teniamo pronta in temperatura per avere sempre il cioccolato disponibile, perché oltre a lavorare il cioccolato per le uova, noi facciamo la pralineria, facciamo le decorazioni per i dolci e abbiamo sempre bisogno di avere la cioccolata pronta. Poi finisce su stampi di diverse misure, una volta si facevano a mano uno per uno, oggi c'è l'ausilio di questo macchinario.
viene colato in questi stampi. Qui è già stato colato ed è già a riposo prima di essere staccato dallo stampo. Dopodiché lo stacchiamo, viene posizionato poi sul tavolo e qui cominciamo con le varie decorazioni che vengono personalizzate in base alle esigenze del cliente. E allora spazio alla fantasia con le decorazioni rigorosamente fatte a mano e le sorprese gelosamente riposte in questo irresistibile involucro di dolcezza. Le richieste più simpatiche sono i ciuccetti, se c'è in arrivo un bambino, e questa è la sorpresa. Potrebbe essere la chiave di una macchina. Abbiamo nel passato messo le chiavi di una casa per 2 fidanzati che poi si dovevano sposare. Gioielli, il gioiello non si sbaglia mai, c'è sempre il fidanzato o la fidanzata che mette dentro una cosa preziosa. E di uova di cioccolata si sono occupati anche i piccoli pazienti dell'Hospice pediatrico di Padova, che hanno ricevuto la visita dei maestri pasticceri di tutta la provincia. E nonostante le difficoltà, abbiamo visto per 2 edizioni consecutive, a Natale e poi a Pasqua, un bambino in attesa di un cuore che aveva un cuore meccanico dietro di sé, e lui è venuto tranquillo e sereno. Abbiamo rivisto a Pasqua, lui era ancora in attesa del suo cuore, e poi abbiamo saputo che aveva trovato un donatore, che era andato tutto bene, e quindi si instaurano anche così amicizie con i genitori. Questa è solo una delle tante storie vissute all'interno dei reparti più difficili della pediatria di Padova. La raccontano gli ideatori dell'associazione La Miglior Vita Possibile, che da 8 anni organizza, in occasione del Natale e della Pasqua, laboratori di pasticceria per portare un sorriso e un pomeriggio di spensieratezza ai bambini di oncoematologia e dell'Hospice pediatrico. Anche quest'anno 5 maestri pasticceri padovani hanno portato le uova di cioccolato e i kit per le decorazioni. A causa delle restrizioni dovute al Covid, i laboratori non sono stati in presenza, ma i bimbi si sono divertiti. È tremendamente appagante e terapeutico, perché si sa quanto la manualità e la conservazione delle abilità quotidiane nei bambini, ma anche insomma in tutti, sia appagante, e poi è anche soddisfacente per il palato, ma non trascurerei assolutamente quanto sia appagante e emozionante per i pasticceri, perché abbiamo visto scene che restano fisse negli occhi, negli sguardi di questi bambini. E lo puoi anche decorare, quindi lo personalizzi, diventa un uovo unico. Questa è una coroncina di pane, dove l'iniziativa è nata partendo dalla volontà di regalare dolcezza ai bimbi dell'Hospice pediatrico. Poi si è estesa a tutti i reparti, vista la gioia dei piccoli e delle famiglie durante i laboratori. Ora la speranza è poter ricominciare con le iniziative in presenza a giugno. Che servono a dare quelle quotidianità, quei gesti appaganti, quel senso di vita normale ai bambini che di fatto potrebbero non avere o non hanno una vita così normale. Da lì è nato tutto. Con questa notizia che cambia comunque sempre la prospettiva rispetto a quello che siamo abituati a vedere e a pensare ogni giorno, vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Fabio Boverin per la regia, vi auguriamo una buona Pasquetta e vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera per tutte le notizie di giornata. Grazie.